Quindi è la volontà di questo malato di non essere tracheostomizzato, lasciamolo finire, ha finito, ha terminato, non aumentiamo la sua sofferenza, non lo riprendiamo in una vita che lui non accetta. Ci sono delle persone che ho conosciuto, malate di SLA, che dicono: io questo non l'avrei voluto, ma mia figlia o mio figlio non ha avuto il coraggio di non farlo. Io sono stato uguale. Per Giorgio però mi aveva detto in quel momento, quando stava per soffocare: aiutami. Forse era come dire: non ce la faccio più. Se io avessi aspettato 10 minuti, Welby sarebbe morto. Oggi non saremmo qui. Questo libro non sarebbe stato scritto, Lasciatemi morire non sarebbe stato scritto. Tante battaglie si farebbero forse diversamente. Prima o poi sarebbero venuti fuori, ma forse non le farei io. Anzi, sicuramente no, perché non mi sarei iscritta ai radicali, perché non ero ancora su quella strada. I radicali mi erano simpatici, ascoltavo le notizie, mi faceva comodo Radio Radicale, eccetera. Ci siamo iscritti con Pier Giorgio nel 2002, lui nel 2002. Io ho detto: io aspetto ancora un anno, voglio vedere, mi devo pensare, devo vedere se va d'accordo con la mia fede, con la mia religione, perché sentivo tante volte i radicali che parlavano delle cattive cose che faceva la Chiesa e avevano ragione. Poi mi sono accorta: no, hanno ragione. Anch'io sono anticlericale, cioè nel senso non sono una mangiapreti, però dico alla Chiesa dove sbaglia, che devono avere l'apertura verso la coscienza delle persone, perché la coscienza io non la posso dare la mia a te, non posso dire quello che tu devi credere, quello che tu devi fare, come lo devi fare. Sei tu che devi decidere della tua vita, come vivere, come curarti, che cosa fare, come educare tuo figlio, eccetera. E anche la mia intenzione di sessualità, perché per esempio anche i gay non hanno una vita felice nella Chiesa. Sì, se un gay va a confessarsi: ah, no, ma tu sei contro natura, tu non puoi fare questo, sei un peccatore, non puoi vivere in questo stato, tu ti devi recuperare, devi fare psicoterapia, ma non sappiamo poi, non lo conosciamo, quante difficoltà hanno queste persone a prendere una vita che non è la loro. Quindi l'orientamento sessuale è naturale, è nella natura delle persone. Quindi tanto rispetto di tutti per tutti. Io credo, io lì ho trovato, io adesso non voglio fare un decantare i radicali perché sono radicali, ma io voglio solo dire per quale motivo noi siamo diventati di quella direzione, di quella intenzione politica, perché lì ho trovato chiarezza, libertà di coscienza, autodeterminazione della persona, rispetto per questa autodeterminazione della persona. Questa è la cosa più importante, il rispetto per tutti, l'accoglienza per tutti. E anche per Giorgio questo l'ha trovato e ha fatto una battaglia proprio in questo partito, altrimenti non l'avrebbe potuto fare. Lui prima apparteneva a un blog che c'è ancora su internet di Claudio Sabelli Fioretti. Quando lui ha cominciato a parlare di eutanasia hanno avuto tutti l'orticaria, ma è logico, perché è un tema del quale nessuno si vuole, cioè si sente confrontato con una cosa che è più grande di se stesso, perché lì bisogna parlare di morte, di vita, della scelta di un modo di vivere e di un modo di morire. Eutanasia, fare una legge sull'eutanasia, fare una legge sul testamento biologico, tutte queste sono battaglie che sono
dei radicali, perché prima di loro nessuno ha avuto il coraggio. Io lo dico leggendo e dicendo questo, parlando di questo libro, perché è un po' tutto l'intero, tutto il vissuto di Piergiorgio, che è raccolto anche in questa forma nostra di continuare la sua vita, la sua battaglia, perché chiedendo noi adesso che nel Parlamento italiano venga emendato il DDL, il disegno di legge Calabrò, che vieta per esempio il distacco di un sondino, cioè impone il sondino a una persona che viene per esempio portata in ospedale, il medico la prima cosa che deve fare è mettere un sondino perché non deve morire. Se questa persona non può più mangiare, deve essere messo un sondino. No, io ho dichiarato sul mio testamento biologico che io, se vengo messo in ospedale, non potrò più mangiare, sondini no, solo se sono recuperabile, solo in quel caso. Ma se non sono recuperabile, niente sondini, perché sennò poi alla fine succede che nessuno me lo vuole staccare più. Io devo poter dire oggi per poi come voglio essere curata per tutte le malattie che mi possono capitare. Se ho un grave cancro, lasciatemi andare via piano piano, fatemi tutte le cose per non soffrire, terapie del dolore, terapie palliative, però non trattenete oltre misura, non fate prove del cavolo che non servono a mantenermi in vita, a migliorare se non servono più. Non usate terapie che non servono a migliorare la vita e che tolgono tante volte anche la qualità della vita. L'importante è la qualità della vita, anche quando la persona sta chiudendo, anche quando le persone stanno male. Non è importante farli vivere il più a lungo possibile, ma il meglio possibile. Infatti in un posto dice Piergiorgio, anche quello però nell'altro libro, quando la quantità della vita non può essere più recuperata, è bene mettere tutto il peso sulla qualità della vita. E questo credo che sia molto molto importante e credo che trovo d'accordo veramente tutti. E questa battaglia io la cercherò di continuare veramente fino a quando non chiuderò gli occhi, e lo lascerò anche detto che bisogna continuare perché questa vita di tutti gli italiani venga tutelata in questa maniera, perché vengono scoperte sempre nuove cure. Sì, speriamo che servano veramente non soltanto ad allungare il dolore, la sofferenza, ma veramente una vita accettabile. E altrimenti chiudiamo, facciamo cure palliative, è come un mantello, una copertura, una protezione per lasciarci andare piano piano, tranquilli, e chiudere in questa maniera. E io ringrazio anche qui dottor Riccio di essere venuto, ringrazio per quello che lui ha fatto per Piergiorgio, che si è esposto fino veramente a rischiare di essere mandato in galera, 16 anni gli avrebbero toccato. Disegno Calabrò, che tutti richiamano sul discorso nutrizione artificiale, ecco, il famoso discorso sondino, perché è un richiamo sulla vicenda Inglario, è chiaro questo richiamo, è evidente, ecco. Però attenzione, perché anche il continuo richiamo esclusivamente sul fatto che il disegno di legge Calabrò porta con sé questa contraddizione perché impedisce di rifiutare la terapia nutrizionale non è vero, nel senso che è vero che rifiuta non soltanto la terapia nutrizionale, ma la legge così serve un po' a distogliere l'attenzione, perché la vicenda Inglario ha talmente preso emotivamente le persone che secondo me forse però è giusto la nutrizionale. In verità
tutto l'impianto della legge